Guardi, ha detto una cosa che non è vera, cioè il buco di bilancio questo commissario l'ha già chiuso, cioè ha presentato un bilancio che è assolutamente in equilibrio. Diciamo che alcune voci noi non siamo d'accordo per come lui è intervenuto, perché le cambieremo con poste adeguate, ma il buco del bilancio il sindaco con molta, anche se vogliamo, determinazione, ma l'ha in qualche modo affrontato. Quindi non c'è più questa emergenza, abbiamo tempo fino a settembre per correggere le poste, lo faremo il prima possibile, appunto coinvolgendo i cittadini e vedendo bene i conti e dove andiamo a intaccare. Noi non vogliamo tagliare i servizi sociali, non vogliamo tagliare, come dicevo prima, per esempio le tradizioni che poi sono anche il succo poi anche dell'offerta turistica che abbiamo, non vogliamo tagliare i costi ai più poveri, alle persone in difficoltà e vogliamo invece fare un rilancio patrimoniale sulla casa, cercare, e partirà tutto dalla ripresa anche della macchina comunale e anche su questo sarà da aprire tutti i dibattiti e le discussioni. Lo sapete, sotto eletto ieri sera, per cui insomma è stamattina. Su una cosa però ha insistito, l'ha fatto ieri sera, è tornato a farlo oggi, la sua autonomia dai partiti. E dei numeri, no? Dicevo prima, io ho 17 consiglieri, più ho il voto del sindaco, su 36 ne ho 18, per cui cioè, io più evidente di così, insomma anche volendo non potrebbero fare niente. Cioè, anche se volessimo ragionare con la dietrologia, io sono autonomo nei fatti, cioè i cittadini hanno fatto diventare me il primo partito e tutte le persone della mia lista. Dopo che io ne sia degno sta a me dimostrarlo, però noi siamo indipendenti adesso anche nei fatti evidentemente, oltre che nelle dichiarazioni che anche loro hanno continuato a dire anche adesso, per cui l'importante è non buttare via il bambino insieme con l'acqua, sono state fatte cose importanti anche delle amministrazioni scorse. Io per primo ho detto anche in campagna elettorale, non solo adesso, che questa giunta non è stata coinvolta con lo scandalo delle tangenti del Mose. Cioè, non è vero, il sindaco è stato arrestato per motivi che tra l'altro lui stesso dovrà chiarire in tribunale, perché noi non siamo dei giudici, io non lo sono sicuramente, per vicende che sono collaterali e non c'entrano nulla con le tangenti al Mose, ma sono il finanziamento illecito dei partiti, quello che si è letto sui giornali. Ma questo è un altro tema. Questa amministrazione le amministrazioni passate hanno fatto delle cose positive. Il problema è che hanno perso di vista il bilancio, cioè non si sono accorti che attorno a cose positive che magari venivano finanziate con soldi pubblici, con soldi dell'Europa, poi non si è riusciti a tenere in equilibrio magari la spesa sociale. La domanda è, quei 37 milioni di spesa sociale vanno a finire tutti quanti ai poveri, alle persone bisognose? Ve lo dirò prossimamente quando apri i libri, lo farò davanti ai cittadini, per cui in maniera molto trasparente, non c'è nessun preconcetto, tutt'altro, anzi siamo molto interessati a risolvere le cose, insomma.